benvenuti. Oggi è sabato 16 marzo 2024. Il sole sorge alle 6:10 e tramonta alle 18:08, mentre la luna sorge alle 9:49 e cala a mezzanotte e 30. Oggi si celebra San Eriberto. Il nome Eriberto è di origine germanica e significa illustre tra il suo esercito. Oggi, 16 marzo, è una giornata dedicata a dei simpatici e intelligenti animali. Si tratta della giornata internazionale dei macachi. Sono il genere dei primati a più ampia diffusione dopo l'uomo, a cui sono così simili da essere chiamati il piccolo uomo. Purtroppo sono spesso vittime di caccia, sperimentazione e maltrattamento da parte dell'uomo, cosa che mette a rischio la loro sopravvivenza. Francesca Leosini compie 90 anni, giornalista e conduttrice napoletana, nota per le sue interviste e inchieste su casi di cronaca nera. Ha lavorato per L'Espresso, dove ha pubblicato la celebre intervista a Leonardo Sciascia, Le zie di Sicilia, in cui lo scrittore accusava le donne siciliane di favorire la mafia. Dal 1988 ha collaborato con la RAI, realizzando programmi come Telefono Giallo, Parte Civile, I Grandi Processi e Storie Maledette. Ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Nazionale di Cultura nel Giornalismo. Valerio Aspromonte festeggia 37 anni. Ex schermidore romano specializzato nel fioretto, ha vinto la medaglia d'oro a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012. Ha conquistato anche 3 titoli europei a squadre, un titolo mondiale a squadre e 2 medaglie individuali ai mondiali e agli europei. Nel 2014 ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle. Alexandra Daddario celebra 38 anni. Attrice statunitense famosa per il ruolo nella saga cinematografica Percy Jackson e gli Dei nell'Olimpo. Ha recitato anche in film come Baywatch, Libera uscita e Non aprite quella porta. Ha avuto ruoli in serie come White Collar, C'è sempre il sole a Philadelphia e True Detective. Con il gioco del calcio, che iniziava ad entrare in maniera sempre più importante nella vita degli italiani, nel 1898 si decise a Torino che era giunto il momento di costruire un organo di controllo ufficiale per tutte le partite disputate in Italia. Il 16 marzo del 1898 passò così alla storia per essere la data ufficiale in cui è stata fondata la Federazione Italiana Gioco Calcio, allora chiamata FIF, Federazione Italiana Football. Il diavolo veste Prada. Hitler vestiva Hugo Boss. È uno dei marchi di moda più famosi al mondo, ma forse non tutti sanno che il suo fondatore, Hugo Ferdinand Boss, fu il creatore delle divise delle SS e di Hitler stesso. Dopo la guerra fu processato e morì nel 1948, lasciando l'azienda ai suoi eredi che la trasformarono in un impero della moda. Fai una cosa, non prendere decisioni, fai fare alle stelle e te lo dice Marco Amato quello che devi fare. Buongiorno ai 12, una divertentissima luna in gemelli oggi crea degli aspetti assolutamente più distesi e rilassati, tranne che con Venere e con Saturno, con le quali è in accordo per pretendere qualcosa di più dall'amore. Vediamo un po'. Ariete, la luna oggi gestisce una comunicazione decisamente molto interessante per voi, ed anche se probabilmente per questo weekend i piani non sono riusciti, l'amore c'è e l'attrazione pure. Toro, la giornata di oggi prevede una luna che dà delle prospettive di risoluzione, probabilmente qualcosa si dovrà aggiustare operando alcune spese o facendo semplicemente dei ridimensionamenti rispetto alle aspettative. Gemelli, la luna da voi oggi sta dando spettacolo e mentre domani compierà un nuovo ciclo, oggi vi allieta e vi rallegra con una serata mondana in società in cui però probabilmente ve la troverete vedere un po' da soli proprio perché siete protagonisti assoluti ma non accompagnati. Cancro, oggi le faccende della luna sono decisamente più variegate e complesse, una luna molto romantica e il vostro astro pretende da Venere e da Saturno una maggiore sicurezza nel tempo da chiedere al vostro partner.
Leone, la giornata di oggi prevede ancora un Marte in opposizione, ma la Luna oggi è generosa e seppure Venere e Saturno sottraggono un po' di tempo all'amore, oggi potrete comunque decidere di comunicare un po' meglio con il partner. Vergine, la giornata di oggi prevede la quadratura della Luna e Venere e Saturno in opposizione. È decisamente una giornata in cui un po' di nostalgia o qualcosa dal passato sembra darvi dei ricordi affettivi non sempre armonici. Probabilmente alcuni di voi potrebbero avvertire una certa solitudine sentimentale. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata con una splendida Luna in trigono ed è proprio grazie a questa Luna che avrete modo di gestire una faccenda sentimentale in maniera divertente e scanzonata, e per chi avesse sospeso dei rapporti o alcuni erano in forse, oggi si riprende la comunicazione e la presenza affettiva. Scorpione, la giornata di oggi è una giornata molto interessante. La Luna vi lascia in pace, vi potete godere perfettamente Venere e Saturno che promettono una maggiore stabilità affettiva e un po' più di tempo per voi. Sagittario, la Luna oggi è d'opposizione e quadrando con Venere e Saturno, non è decisamente proprio il weekend che vi aspettavate. Probabilmente qualche piccola delusione affettiva vi dà angustia. Potete comunque risolvere la faccenda tergiversando un po' con amici e conoscenti. Capricorno, la giornata di oggi è una giornata molto importante per quello che riguarda Venere e Saturno, che sembrano portare fortuna in tutta una serie di faccende legate agli affetti e al lavoro. È irresistibile per voi dire anche un po' di più di quello che normalmente non scucite dal vostro silenzio. Attenzione però ad avere i giusti interlocutori. Acquario, Luna in trigono anche per voi, anche se Venere oramai è in un segno zodiacale succedaneo e quindi vi esorta a rendervi conto un po' di più delle condizioni dell'amore. State decisamente migrando verso un'evoluzione affettiva notevole. Con Marte la passione regna sovrana. Pesci, oggi la Luna non vuole saperne di farvi passare il weekend in riposo, vi metterà un po' in agitazione e farà in modo che voi possiate in qualche maniera riuscire a raggiungere comunque uno stato di benessere e di intimità con il partner solo dopo aver ottemperato a tutta una serie di incombenze che vi aspettano. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Il 16 marzo del 1978 avvenne il sequestro del leader della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, ad opera delle Brigate Rosse. Fu l'apice della strategia della tensione degli anni di piombo. Il cadavere venne ritrovato nel bagaglio di un'auto dopo 55 giorni di tormentata prigionia, i più lunghi della storia della Repubblica Italiana. Mandare a monte qualcosa significa rovinare o distruggere qualcosa che era stato preparato o stabilito. Il monte era in passato il nome dato all'ammontare dei debiti che i cittadini contraevano con lo Stato, con il comune. Chi andava al monte era un debitore e se non riusciva a pagare i suoi debiti veniva privato dei suoi beni personali. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Chi era Francesco De Michelis, il bandito che si faceva chiamare Robin Hood? Un uomo elegante che amava la vita di città, le feste e le donne, ma anche un rapinatore. Con il bottino delle sue rapine si comprava vestiti di lusso e faceva regali alle sue amanti. Nonostante ciò, la gente lo amava perché credeva che rubasse ai ricchi per dare ai poveri. La sua vita finì male, fu ucciso da un carabiniere con in tasca poche lire, anelli falsi, orologi e un cavatappi.
Ci salutiamo con la frase del giorno. La gente potrebbe imparare dai propri errori, se non fosse così occupata a negarli. Finisce qui la puntata di oggi del nostro almanacco, vi aspetto domani per un'altra imperdibile puntata. Buona giornata!